Il calcio non è solo un semplice gioco. La storia è stata scritta anche da eventi o personaggi che con le loro vicende sportive sono rimasti intatti nella memoria collettiva. Il libro, intitolato Calcio e Martello, storie e uomini del calcio socialista, nasce dall'idea di Fabio Belli e Marco Piccinelli, due giornalisti nati e cresciuti a Roma, con il chiaro intento di narrare il periodo della contrapposizione tra i paesi aderenti al capitalismo e le zone guidate dal Patto di Varsavia in una prospettiva diversa ma ugualmente efficace. Sabato 21 aprile la Libreria Universitas di Sora ha ospitato la presentazione dell'opera con i due autori. L'idea nasce dall'incontro con Fabio in redazione del Nuovo Corriere Laziale, il giornale in cui lavoravamo insieme. È nato in realtà molto casualmente da alcuni scritti che insomma ci stavamo facendo, scrivevamo, insomma ce li mostravamo a vicenda sostanzialmente. Abbiamo unito i due scritti ed è venuto fuori Calcio e Martello. Abbiamo pianificato un po' una suddivisione del lavoro e del libro ed è venuto fuori appunto un manuale, diciamo così, entry level, un bignami del calcio socialista che insomma ci sta dando molte soddisfazioni. Il filo del racconto è chiaro e lineare. Partendo dal culmine della Seconda Guerra Mondiale, vengono raccontate pagine di squadre e calciatori dell'Est Europa, con alcune stuzzicanti digressioni come l'affascinante esperimento della democrazia corinziana in Brasile. Allora, il libro è diviso più o meno in 4 capitoli, si parte un po' dall'inizio del calcio sovietico quando si sviluppa il blocco socialista, quindi anche i maestri ungheresi e quelli che erano comunque i primi esempi di sviluppo di calcio nei paesi dell'est. Si arriva a Monaco 74 che è un po' il crocevia che separa il calcio, possiamo chiamarlo un po' più antico e romantico da quello moderno in cui rompono gli sponsor e tutto il resto. Poi ci sono i vari laboratori dall'Unione Sovietica di Lobanovskij, le squadre della Germania Est e dell'URSS che vincono anche le coppe europee, si arriva un po' a un apice all'inizio degli anni '80 e poi c'è il simbolo della dissoluzione del blocco socialista che è rappresentato dall'ex Jugoslavia e anche lì ci sono storie calcistiche che si intrecciano poi con quello che era lo sviluppo della società dell'epoca. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle testimonianze dirette, con le interviste ad alcuni personaggi che hanno incontrato nel corso delle rispettive carriere le compagini del blocco sovietico. Sì, ci sono delle interviste, abbiamo insomma preso degli ex calciatori, siamo riusciti a contattarli, a parlarci. C'è Roberto Bruzzo che ci racconta la famosa partita della Roma con il Karsai Siena in cui furono rimontati di 4 gol, si parlò di doping, situazioni. Giancarlo Oddi che ci racconta quando fu chiamato a marcare Sparwasser, l'uomo che segnò il gol dell'Est contro l'Ovest, e poi abbiamo Gigi D'Agostini che comunque sia ha testimoniato quando è caduto il muro. Loro stavano affrontando con la Juventus una squadra che si chiama Karl-Marx-Stadt della Germania Est e loro tra una partita e l'altra il muro non c'era più perché loro giocavano l'andata prima del novembre dell'89 e poi quindi testimonianze di questo tipo e poi raccontiamo anche magari esempi di calciatori oltrecortina come Paolo Solier o Paul Breitner che hanno insomma portato avanti quel movimento, la contestazione del 77 nel calcio.